In questi giorni l'inquinamento atmosferico e le polveri sottili sono al centro dell'attenzione in tutto il nord Italia. Rovigo non fa eccezione, anche se dai dati ARPAF degli ultimi 10 giorni, confrontati con altre città capoluogo, emerge che la nostra città non presenta i livelli più elevati del Veneto. Lo comunica l'assessore all'ambiente Dina Merlo, affiancato dal funzionario Barbara Licar, facendo il punto della situazione. Tanto più, precisa Merlo, che queste misurazioni solo per Rovigo vengono eseguite in una stazione di traffico situata in zona urbana, mentre nelle altre città il rilievo viene eseguito in una stazione di fondo situata in zona extraurbana, non quindi a forte concentrazione di traffico. Certo, siamo sempre in allerta arancione, vale a dire più di 4 giorni consecutivi di superamento del limite, e questo implica di dover applicare le iniziative previste dalle ordinanze per tenere alta l'attenzione. Inoltre, prosegue Merlo, la situazione climatica attuale di alta pressione e il nostro clima particolarmente nebbioso e di ristagno dell'aria non aiuta a migliorare di molto la qualità dell'aria. Tuttavia, l'amministrazione comunale di Rovigo ha avuto un comportamento particolarmente responsabile, avendo inserito nelle ordinanze la richiesta di autorizzazioni e alcune prescrizioni per l'esecuzione dei falò della Befana, con limitazioni alle dimensioni e al tipo di materiale e di alimentazione. Questo ha forse creato qualche critica, commenta ancora l'assessore Merlo, ma devo dire anche che ci sono giunti messaggi e manifestazioni di approvazione da parte di cittadini che si rendono conto del valore primario della salute e si sentono impegnati e responsabili nel dover contemperare le forme di festeggiamento e di buon augurio alla tutela della salute e alla qualità dell'aria.